Devo dire che stiamo assistendo a un neocentralismo e a una partitocrazia che lasciano perplessi. Faccio un riferimento al Veneto, leggiamo lo statuto della Regione Veneto, Venezia è paragonata a una comunità montana, anzi è meno tutelata di una comunità montana. Il federalismo è stato messo in soffitta, abbiamo perso 20 anni tra dispute e non è stato realizzato nulla. La riforma del 2001, titolo quinto, che prevede il federalismo differenziato, non è mai stata attuata. Ecco, credo che noi dovremmo avere molti meno slogan, più pragmatismo e portare avanti un obiettivo. La Lega se l'è dimenticato. C'era un referendum. Se l'è dimenticato solo la Lega? Beh, la Lega è nata per quello e mi sembra che durante il percorso ha qualche incidente di percorso l'ha sicuramente avuto. Io faccio un esempio pratico. Prego. Mi limito a constatare, c'è stato un progetto di legge di iniziativa regionale per la creazione dei comuni di Mestre di Venezia, un progetto di legge popolare avviato 4 anni fa in Regione Veneto. Sappiamo che la Regione Veneto è a guida centrodestra, la maggioranza, la parte del leone, non il leone di San Marco, la fa la Lega, e in 4 anni non siamo riusciti a votare la meritevolezza del progetto di legge. Allora mi chiedo, di che cosa stiamo parlando? Perché Venezia e Mestre, unite durante il fascismo in nome di Porto Marghera, si sono annullate a vicenda. Ora Venezia è uno squallido souk dove si vende pacottiglia a €1, gli abitanti non esistono più, non è più una città. Mestre sta subendo gli stessi effetti malefici di Venezia. Venezia è il capoluogo di Regione del Veneto, ma non conta nulla, non è una guida, non è innovativa. Siamo in balia e al servizio del turismo di massa. Che cosa ha fatto la Lega e che cosa ha fatto il centrodestra? Non hanno fatto nulla, nulla per dare un esempio, tra l'altro un esempio che è costituzionalmente previsto, perché io cito l'articolo 133 del secondo comma della Costituzione, che dice che le regioni, sentite le popolazioni interessate, possono con proprie leggi modificare le circoscrizioni comunali. La Lega, che fa dell'autonomia, dell'indipendenza il proprio vessillo, ha fatto marcia indietro e ha bloccato un referendum che era fondamentale per il federalismo e per il Veneto, che non ha una guida. Allora, di che cosa stiamo parlando? Qui funzionano gli slogan, funziona la comunicazione in televisione, ma la vera questione, che è il diritto alla cittadinanza, l'autonomia per avere anche maggiore rappresentatività e maggiore responsabilizzazione anche della classe politica, non è mai stato attuato. Quindi parliamo di aria fritta.